Eccoci segni a Storacchi non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'ancora. Perché a Storacchi è l'ora. Di Zabiantoni. Allora giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in Via Stella e l'ora di giocare Sapiantoni come tutte le sere 6 ore e mezzo e mula giocare un qua squadra di l'Institut Consulaire de Formation Poulette Chacamana, Dominique de Simone, Sandrine Midiconi e José Valiani. Salute. Conosco appena l'Institut Consulaire, cos'è Dominique? L'Istituto Consulare è stato creato 39 anni fa e si può formare gli studenti come i nostri amici e tutta gente che vuole una formazione in informatica, marketing, merchandising e tutti. Ho fatto un giro io all'Istituto Consulare. Quanto? Sono parecchi anni. E ti la giocare contro i giovanotto di UCEFA, Commerce e Gestion, Laura Pinelli, Florian Merzo, Elodie Barcelli, salute. CFA, Commerce e Gestion, due parole Florian. E noi siamo studenti di CFA Commercio e Gestione e creata in settembre 2014. Ecco. E conoscete i vostri avversari di stasera? Un po'. Sono i vostri professori o no? No. No, lascia go. Oh, ça sent le duel enseignant-élève. C'è una gampa stasera. Salutiamo Patrizia Catacega, per piacere. Buonasera. Allez, giochiamo a raffica. Una piccola pressione, Dobbiamo la giocare a raffica. A raffica, buon dia semplice, un po' di domande, ci vuole rispondere il più presto possibile, picchiate non tu fondo, quello che picchia risponde, e se lo risponde piglia 20 punti per la squadra. E cominciamo ancora la prima domanda. In che disciplina sportiva si confronta in Università d'Oxford e di Cambridge in Antauvium la Tamise? Aviron. L'aviron. L'aviron. L'avion rose aussi, ça marche, l'aviron. Bravo. Ci vuole essere attivi, Desi va. La fanfuria. Sono in forma, Ve dico. Allora, cerchiamo un nome di l'arnese che giova a ruste o figatello. Come si chiama? Quel instrument utilise-t-on pour rôtir le figatello? Ubroco. Ubroco. Manco o spetto di no. Io, de me dice non spedo, e de voi In de me ubroco, risposta buona. E tu perché chi via dello non è mica lo stesso, dunque non si può mica utilizzare lo stesso arnese. Ah, ho capito. Come si chiama il palazzo dove si trova l'Assemblea nazionale francese? Vado a arrivare. L'Assemblée du Palais Bourbon. Comment s'appelle le palais où siège l'Assemblée nationale française? Aspetta di torna. Allora, Palais Bourbon. e che avete detto? Palais Bourbon, risposta buona. Ce l'ha dit là, subito. Eh oui. Una piede mica beura i passa per Sumeroni, chi tanto qui. Asappetti dunque. Non, là, faut qu'on trouve. Questa qui di no. Sono sicuro che conoscete la risposta di questa qui. Durante la guerra di 40, che città di Corsica fu la prima città liberata di Francia? Ajaccio. Non. Bastia. E là c'è un dubito, Ajaccio. Ajaccio. Di sicuro di Ajaccio. Ajaccio. Ajaccio, 1 settembre 1943. A dico torna. La è la risposta di questa qui. A noi beura, chi vince. Che dopo. Ci sono stati minacci o chi? Attenzione note. Come si chiama questo strumento di musica tradizionale da Hawaii che si assomiglia a una chitarra minuscola ciuga ciuga? Ukulele. Attenti.
Florian? Ukulele. Ah. Risposta una. Ah. Bon, ça va. 20 punti sono presi. Ma i professori sono davanti, avanti 80 punti, siete in testa per ora, bravi. Allora, potremmo giocare e continuiamo con la varia via. Allora, varia via conoscete, eh? C'è una domanda e 3 risposte possibili, vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. E una comincia ancora. Cioè le completà su proverbio qui. Divete e qualità. Ognuno ne ha. Corciu acunea. O allora beado ghilla. La première. Calme. La première. Divete e qualità. Ognuno ne ha, corcio ne ha e beato chi l'ha. La première, alors. Come? La première. La prima, ognuno ne ha. Yeah. C'est une intuition. C'est une intuition. Risposta buona. Conosce Luiso Bruerbi. Conosce Luiso Bruerbi. Ecco, qual è essa di queste prove sportive? Un'amica diffusata nella France Television tra Die, o Giro in Francia, Roland Garros o a Coupe du Monde di football. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Coupe du Monde. À 3. Oui, c'est pas. Dai, figurati sport a televisione, Eh dunque, oui. È un po'. Risposta buona. Bravi. Non l'hanno mai vista. Tocca a noi, Ali. Come? Cada accade, va. Come si chiama l'uomo politico francese e senegalese che è stato il primo africano a far parte dell'Académie française tra Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire o Félix Houphouët-Boigny. Fouette-Boigny. Léopold Senghor, Aimé Césaire. riflettete, Sédar Senghor, Aimé- Césaire ou Fouette-Boigny. La seconde. Aimé Césaire. Césaire. Mais Césaire. E no. No, potete avere un dubito, perché è vero che si parla assai di Aimé Césaire, ma dire Léopold Sédar Senghor. Aimé Césaire e Azoni Gridou. Dunque, Sédar Senghor dunque, è stato il primo africano dunque, a entrare all'Accademia francese tra il 1983 e il 2001. È stato un ministro. Ministro e primo presidente della Repubblica di Senegal dal 60 all'80. L'ultima domanda di Savaria Via. In un 1731, in dove è stata dichiarata la guerra a Genova? Allora, la guerra a Genova è stata dichiarata a Ugumbentu di Sant'Antone in Bastia, a Ugumbentu d'Orezza o a Ugumbentu Aligiani. Orez. La guerre contre Gênes a été déclarée au couvent de Saint-Antoine, d'Orezza ou d'Aligiani. Vous me dites Orezza. Donc, au couvent d'Orezza è... Con suspense. Risposta buona. Bravi. C'è a dire, i professori sono professori. Ma quantunque studenti, avete sempre Sono studenti. 20 punti, quantunque. No, non è ancora gonfia la fare. Un po' di fair play per i professori, 140 punti siete in testa, bravi. E volete continuare a sciacamare e muda salutare i ciugarelli di scuola di Castellucci. L'école de Castellucci sont toujours là, je crois. Ils sont avec nous quelque part. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Il y a aussi pas mal d'élèves du Collège Fèche d'Ajaccio avec nous. Salut. E muda giocare a trappola. E qua la nostra trappola, enfin piuttosto la vostra trappola, avete preparato una domanda, dunque andiamo a porre a vostra domanda, vostra questione, bon, se li rispondono i pigliano i 40 punti, se li si sbagliano i pigliati voi i 20 punti. Ecco.
Ah, Mhm. din due azetti. Tutti e tre, din due azetti. Bugugna. Bugugna, Boniface. Bonifazio, Aiaccio. Aiaccio, Cascavè. Come si chiama in corso? Un carruggio che parte dalla piazza Foch in Aiaccio, la piazza di Lolmo se voi preferite, e che giunge in un'altra piazza in dove c'è la statua di Pasquale Paoli. C'est la rue Bonaparte. Comment s'appelle C'est la rue en Corse, hein, Bonaparte. comment on l'appelle en La rue Corse? Bonaparte. Cette rue qui part de la place Foch Oui. jusqu'à la citadelle, là où il y a la statue de Pasquale Paoli. La rue droite. La rue droite. C'est la rue Ah bah rue Bonaparte. Rue Bonaparte. Rue Bonaparte. Oui, c'est ça. C'est la ça, rue c'est Bonaparte. ça. Rue droite. C'est ça, oui. C'est la rue Bonaparte. La rue Bonaparte è in francese. La In domanda corso? è a In in corso. corso. C'est à Bonaparte. Oui, je pense que c'est ça. À Drit, c'est ça, au carreau du Drit, non? Et au moins 20 points. Ah, siete voi che rispondete? Au carreau du Drit, non? Oui. Enfin, je sais pas. Hein. Vas-y. Non, je sais pas. E come mi ci vuole una Au risposta? carreau allora. du Drit. E perché? No, je sais pas, No, no, beh, je una- sais pas, perché c'è una risposta che arriva beh, per yeah, un tu litro. Dunque, risposta buona. Bastie Aiaccio hanno uso Garudio dritto. Bonaparte in Aiaccio in Bastia corrisponde a Rue Chanoine Letteron, ma fine si chiama sempre Garudio dritto. De noi dorna, boh. A gioco quale su di questi due carruggio preferisco io, ma boh, non dico nulla. Chi ban appena storti. Ma quantunque. Se voilà. Boh. Din due azetti. Ayach. Aiaccio, Aiaccio. Aiaccio, Bugugna. Bugugna. Ah! C'è una bugugnanese che ha risposto, eh? Cascavè. Come si chiama Urinadio qui si trova sotto il casino municipale d'Ajaccio? Comment s'appelle cette plage? Juste en dessous du casino municipal d'Ajaccio. Attenti che c'è una trappola. Saint-François. Attenti che c'è una trappola. Ce l'ha trova un nome popolare, Ah. mi pare. Ma la plage Saint-François è un nome francese. E in Ajaccio come si chiamano? Sappia già qui. Ah, ci sono più di Ghiasano. Che è bello, eh? No, Regarde la non è boîte. mica inteso. A Marine di Gigi. Bravo. Qual è chi l'ha detta, Ghi? Qual è chi l'ha detta? C'è un ciugo chi l'ha detta. Cristo. Però E ti un- sciacca maniera su Bravo, Citello, bravo, Mogocco. Io la risposta. Laurent, mi pare che un nome è stato dato dai pescatori, ma perché non si sa? A Marine di Gigi. E anche a Marine di Gigi avete... Bah, non avete mica pigliato i punti, eh? Avete regalati 20 punti di più, eh? Bon, avete 10%. 10% di 200, posto che siete voi ancora 200 punti a essere in testa per ora. No, perché ora abbiamo da giocare a un sciapacapo. Un sciapacapo di stasera. Ci vuole trovare qualcosa. E ora cominciare a trovare qualcosa di conosciuto in Corsica. Il primo indizio, Patrizia. Allora, sono nato in 1888, dopo un parto lungo e difficile. E mi dà che si sono primorate di me un bidiano a fine Iudunello. Je suis né en 1888 après un accouchement long et difficile. Les sommités qui se sont intéressées à moi ne voyaient plus le bout du tunnel. De Bastia. C'était une idée. Fate una proposta. Oui, voilà, je pense. 1888, qui a été très long. C'est ça. Le pont du Vetch. Si tard. Oui, ça. Le pont du tout Vetch. ça. Je crois qu'elle dit tout ça. Oui, ça. No, niente, Essaia. un'idea. Le pont Eiffel. Ouais, le pont Eiffel. No. Le problème. Bon, un altro indizio fa 50 punti allora. Ho avuto storie con parecchie gente. Spesso mi hanno pigliato a risa, ma a so che gli studenti mi tengono. Ai studenti di Biagio Assai, Ouais. C'est ça, vas-y. C'est le pont Eiffel à Vivario. Le point est fait. Di le- bere Ponto gli Vecchio. studenti un ponte Eiffel li Biagio Assai perché non si sa, ma boh. E no. Un altro indizio fa 40 punti, Patrizia. Allora, quando ho principiato a mi allungavo abbigliando un tempo, ma
tra il 1914 e oggi abbiamo imparato a andare più in furia, ma a chi giova di corre. De la Corse, tu crois? À mes débuts, je prenais vraiment mon temps, mais entre 14 et aujourd'hui, j'ai appris à aller 2 fois plus vite. C'est le chemin de fer de la Corse. Chiamatu, Udrinici? chiamatu Trinichello. Vous êtes sur la bonne voie. Risposta ona. Oh là là. Le pont, C'était pas le pont, train. on n'était pas lourd, le pont. Allora, uno strodrinighello, si sa chi, bon, a Michelin, come lo si dice in un drinighello che fa là, quantunque in piedi orientale in e poi dopo è stato istrutto, può aver stato istrutto, e si parla di rimetterlo in ballo, dunque una via che farebbe in un piedi orientale. 20 punti quantunque, 60 punti, puliti sciaccamanà, squadra di Josefa. Ma i nostri sapientoni di stasera saranno i professori, Braia, avete vinto per stasera. Ma, regali, ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno dato delle belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali che azogarta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri hanno dato delle ca con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco per i regali, voglio ringraziare 2 squadre, bravi giovanetti, e bon, Voltaretti per giocare con noi, torna, C'était juste l'échauffement. Oui. Pour felicitazioni ai nostri professori dell'Istituto Consolare di Formazione, i nostri sapientoni di stasera, ringraziamo il pubblico e ben intesa a me sapientoni e a Patrizia, Puletti Sciacamanà. Buonasera a tutti. Comme exemple, Patrizia, d'une neutralité légendaire. C'est comme ça que l'on est. Beh, di tutta Voilà. maniera noi siamo qui per rispettare le Ci chiama- regole di Uyogo e la giustizia. A Patrizia e a me ci chiamano le petit suisse. Basterà stasera da qui a poco l'informazione non ta via stella. Volete giocare con noi? Ci scrivete, poi andate non ta sito sapientoni.tv. Allez, basterà stasera. A presto, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao. Venite.